Carissimi nostri telespettatori di alto di gamma, abbiamo qui il privilegio quest'oggi di poter intervistare il grande capo della Team McLaren, Ron Dennis, e siamo molto curiosi di sentire cosa ne pensa delle ultime cose successe, ad iniziare del famoso ormai sulla bocca di tutti il caso della Spy Story. Ecco il nostro caro Ron Dennis qui in vacanza in Croazia. Sentiamo cosa ci dice intanto per iniziare del suo capomeccanico, questo Mike Hoglan, che pare che abbia avuto contatti con la Ferrari, con qualche meccanico, per ricevere informazioni. Cosa ne pensa lei? Non battiamo ciglio, noi ce ne sbattiamo le balle altamente, di Montezemolo, di quello che dice non ce ne frega un cazzo. Ci godiamo questa splendida vacanza in Croazia grazie alla Mercedes che ci ha messo a disposizione questo splendido catamarano, e Montezemolo che vada pure a quel paese. Vedo che ha idee molto ben chiare su come affrontare il prossimo Gran Premio. Lei si sente totalmente estraneo a questa vicenda? Totalmente estraneo, anche Alonso vuole andare, Alonso fa lo stronzo, lo dice anche il moto stesso, che vada pure dal suo amico Briatore. Quest'anno non lo faremo vincere, abbiamo Hamilton che ha una marcia in più, quindi puntiamo sul giovane Negretto di colore e sarà lui il campioncino del nuovo campione della Formula 1. Bene, bene, vediamo che il nostro quindi Ron Dennis non è assolutamente preoccupato del prossimo Gran Premio, della Ferrari che è sempre alle costole, ormai è sempre più alle costole, e lo vediamo, questa è la dimostrazione di come non sia per niente preoccupato. Vediamo, ecco, La bandiera tedesca signori, della Mercedes che ci ha messo